l'introduzione che aveva fatto il Presidente aveva accennato a questa disponibilità, che stanno lavorando per l'ambiente, che è necessario, tutte le cose in avanti, ma poi aveva anche detto, insomma, quello che c'è bisogna mandare avanti. Quello che è stato approvato è... Allora uno dice allora, almeno da adesso in poi. Io invece avevo insistito su due cose. La prima, che siamo in una emergenza obiettiva, Certo. bene, l'avete letto, Sì, quindi infatti. ho dimostrato qui i numeri. Sì, certo, perché non c'è Che dubbio. l'emergenza obiettiva sia per il pianeta sia per la regione, Certo. e la regione è coerente per quanto riguarda i disastri Certo. col pianeta. Anzi, è peggio nel senso che Il supera i limiti. 6,83 nel coso del Siamo tra le regioni cosa, sull'impronta ecologica. sì, l'orma, come si chiama? Sì. l'overshoot No, no, l'impronta no. Sì. ecologica. L'impronta ecologica. Che è 6 contro E 4. che è un po' la dimostrazione, Certo. poi a livello di dati. E allora, se è un'emergenza, bisogna adoperare gli strumenti dell'emergenza. E la seconda cosa che ho tentato di dire, e anche di sottolineare di più, che o ci mettiamo dalla parte della grammatica della natura, Certo. e quindi ad ascoltare anche la terra nel fare le cose, o continuiamo a pestare sulla terra, o continuiamo a pestare anche sulla terra e andiamo avanti come prima, ma non cambia niente. Però la situazione è di emergenza, se è di emergenza non possiamo andare avanti, Certo. perché ho incontrato gli altri politici e hanno detto che quello che è deciso si va avanti, mai quello bisogna finirlo. Ho detto, se questo è il criterio, non ci sarà mai la possibilità Mai, perché- di dare una Certo. svolta. Non ci E sarà mai quindi la fine. la logica che sta dentro a questo è che noi siamo i padroni della natura, non i discepoli. A noi la commissione d'inchiesta. Sì. Ma mi spiegate, ho detto, perché né voi, né i parlamentari, né i senatori possono vedere il certo. piano economico? Opera pubblica, dico, ma mi spiegate come è possibile questo? Non hanno risposto. Ho detto, guardate che è un problema costituzionale, perché di fronte a due interventi del TAR e la nuova legge che si sovrappone e confligge con quei due interventi, non può esserci. Su questo punto qua bisogna battere. Cioè non stiamo mica Lo parlando sapete dei che adesso materiali con il dell'inchiesta. finanziamento del governo deve passare ancora per il CIPE? Quindi sì. Deve passare ancora. Quindi per può la essere bloccato teoricamente. Sarebbe interessante se potessimo fornire documentazione al CIPE. Secondo me credo che si possa Ma sulle fare opere delle memorie. Sulle opere che ancora non hanno ricevuto il parere del CIPE probabilmente si possono inviare delle memorie. Per esempio, È evidente. Si potrebbe dire al CIPE che è aperta la causa con la Corte Costituzionale in materia. Sì, anche. Ma, ma chi l'ha aperta? Il presidente del TAR del Lazio. Ma su quali opere? Cioè, Sul principio. Sulle due sentenze consolidate del TAR, tenute in ammollo da Zaia, è il presidente del TAR che va direttamente alla Corte Costituzionale perché non vuole passare attraverso di nuovo l'inceppo del... Finché non c'è una sentenza della Corte che è stata chiamata a esprimersi, tutto dovrebbe essere sospeso. La sindaca va avanti, dopo di lei c'è già un altro gruppo che si è alla coda, altri comitati stanno mandando che vogliono partecipare, però comitati specifici non ne ho avute tante risposte. E allora il 28 e 29. La lettera secondo me voi era buona? Sì, sì, corretta. ottimo. Il 28 e 29 va ancora avanti, Certo, l'ipotesi. certo. Comunque a Padova ho anche gli scout che verranno, quindi no, avremo prima, sì. un weekend Allora, corposo. bisogna chiedere lo spazio Sì, pubblico. Io ho notato stavolta, è la prima volta che mi succede in vita mia, che il digiuno viene scelto come forma di lotta da parte di chi certo. non ha mai avuto a che fare E né non è col solo- digiuno esatto. e neanche con motivazioni Non è solo una- morali. esatto, non Questo è solo una fatto- E testimonianza. questo mi ha confortato, Certo. perché la prima cosa che ho fatto, io digiuno, non Certo. chiedo a nessuno e neanche non chiedo solidarietà come persona, ma il problema, e invece ne è nato poi una realtà. Però l'avere detto, ma ci stiamo anche noi, hai visto, subito. Immediatamente, Subito. credo che questo sia stato bello. E poi la sindaca che ha messo Sì, in sì, moto. questo la è sindaca certo. istituzionalmente
è stata sì. dirompente. È dirompente, infatti.